Beccato al volo il sindaco di Portotolle, Roberto Pizzoli. Allora, oggi siamo qua per presentare Musica Associando, però è un'occasione ghiotta per parlare di una stagione importante come questa estiva del 2022. Com'è andata? Buongiorno Leandro, tanto buongiorno a tutti, è un piacere come sempre, beccato al buio naturalmente in comune, per le scale del comune. Comunque sì, oggi siamo qua perché con i Calabroni facciamo questa bellissima manifestazione per l'ennesima volta che coinvolge un po' il territorio ma soprattutto il tessuto del volontariato che da noi è veramente effervescente ed è una stagione che devo dire si sta concludendo nel migliore dei modi, nonostante come sempre dobbiamo lottare con ogni anno con qualcosa, vedi la siccità di quest'anno che comunque siamo riusciti grazie anche ad Acque Venete a garantire comunque l'acqua potabile soprattutto per le strutture turistiche hanno lavorato alla grande, i numeri insomma parlano da soli, abbiamo avuto sia per la visitazione che per la balneazione veramente dei numeri molto importanti in crescita, devo dire se mi è concesso che probabilmente il Covid a noi ha giovato, nel senso il turismo di prossimità ha fatto riscoprire questo meraviglioso territorio anche ai cittadini delle zone limitrofe e devo dire che è stato un successo veramente importante. Ecco, con i sindaci del litorale avete anche fatto una lettera al Ministero per parlare appunto di crisi energetica, di costi altissimi e quindi anche qua una domanda, oltre agli operatori turistici, per quanto riguarda la pesca state pagando questo handicap dei costi altissimi? Il costo energetico è un tema fondamentale e credo che il prossimo governo dovrà mettersi una mano al petto, come si suol dire, un po' per le utenze dei cittadini che comunque abbiamo già visto nello scorso autunno veramente in crescita esponenziale, per le amministrazioni pubbliche, perché noi ricordiamo che abbiamo degli aumenti che sono qualche centinaia di migliaia di euro che sui nostri bilanci vanno a gravare in modo veramente pesante e poi per tutte quelle strutture sia dal punto di vista commerciale sia dal punto di vista della pesca, dell'agricoltura, parliamo del consorzio di bonifica, cosa sta pagando nel costo di energia in un territorio che è fondamentale l'energia, credo che parli da solo, quindi l'auspicio e naturalmente l'invito che abbiamo fatto anche come associazione di costa è quello al prossimo governo di poter veramente agire in un modo forte, soprattutto contro questa speculazione che credo sia agli occhi di tutti. Ecco, un'ultima domanda, il 25 si va a votare, però sembra anche a lei che non se ne parla molto nei programmi di questo problema energetico. Credo che il problema dell'energia forse è 30 anni che non se ne parla in modo veramente importante e credo che l'Italia abbia bisogno di una programmazione dal punto di vista energetico, dal punto di vista ambientale, su diversi settori e credo che sia un lavoro importante, ripeto, soprattutto di programmazione a medio e lungo termine perché ormai l'eccezione è diventata la normalità. Grazie Sindaco, come sempre disponibile. È un piacere, grazie.